Amici telespettatori, salve a tutti, rieccoci qua nella nostra rubrica dei cuori solitari. Siamo naturalmente a febbraio del 2021 e oggi abbiamo pensato di venire a trovare un amico che ci ha chiamato perché cerca l'anima gemella. Ve lo presento subito. Ciao Claudio. Ciao Alberto. A posto. Allora Claudio, tu sei venuto nella trasmissione diverso tempo fa. Nel 2009. Nel 2009 addirittura. E mi sembra che hai trovato l'anima gemella, sì? Sì, E quanto è durato, Claudio? 6 mesi. 6 mesi. E vi siete lasciati come mai? Forse incompatibilità di carattere? No, perché non andiamo d'accordo. Esatto. Ma questa ragazza l'hai trovata qua a Marsala stesso oppure l'hai trovata Zona di Trapani. zona di Trapani? E vabbè, comunque non ci pensare più, ormai sei qua, ci vuoi ritentare di nuovo? Tendiamo la sorte. Esatto. Allora, tengo a precisare, amici telespettatori, che sto tenendo la distanza di 1 metro tra me e Claudio, difatti vedete il braccio come è teso, Bello teso. bello teso, anche se siamo senza mascherine, e tengo a precisare pure che io sono stato tamponato da poco, anche Claudio mi sembra tu sei stato tamponato, siamo tutti e due entrambi tamponati negativi, per cui possiamo parlare tranquillamente senza mascherina, giusto Claudio? Certo. Vabbè, allora parliamo di quest'anima gemella che tu vai cercando, di questa donna. Che età dovrebbe avere questa donna? Dai 30 anni a salire. Dai 30 anni a salire, tu quanti anni hai? 36. 36, comunque li porti bene, l'importante è questo. Lavori, sì? Non lavori. E sei motorizzato? C'hai il cerruote, quindi ti puoi spostare, bene o male, ci puoi andare col cerruote. La voglia. Va bene Claudio, non lo so, le caratteristiche di questa donna, come dovrebbe essere, non lo so, ti piace bionda, bruna? Biondo, bruno, lo stesso. Basta che sia una donna. Esatto, cioè l'importante è che sia di sesso femminile. Certo. Esatto, la prima cosa. Che cade poi con mangio. Certo, no, ma mi sembra giusto. Va bene Claudio, parlaci un po' di te, come passa il tempo, cosa fai, la mattina a che ora ti alzi, facciamo in modo che ti possano conoscere queste telespettatrici. Solo d'orario, alle 5, 5 e mezza, 6, me ne vado al bar, sto lì e poi me ne vado da mia madre e faccio tutto il giorno a girare perché prendo la cittadinanza. Esatto. Quindi bene o male puoi andare avanti, perché prendendo il reddito di cittadinanza puoi... Posso girare Esatto. e sto a passeggio. Certo, col tre ruote, però a passeggio. Certo, L'importante è questo. l'importante è questo. Va bene, quali sono i tuoi hobby? Hai degli hobby particolari? Non lo so. Come passi il tempo? No, Quando non vai a passeggio? andare solo a mare a pescare. Ah, ti piace pescare? E che pesci prendi di solito? Dipende che pesci abboccano. Tu quale pesci prendi? Vabbè. Ma io molto che non pesco. Però quando pesco... Veramente una cosa bella l'hai presa. Ah sì? Ed è qua, davanti a noi. Certo, no, l'importante è questo. Va bene Claudio. Ma sei arrabbiato? Un pochettino, E perché? perché sono solo. Sei arrabbiato perché sei solo? E cerco l'anima gemella. Ma ci vuole tempo fino a che la trovi comunque, È il tempo che ci vuole. E Deve speriamo avere. che si troverà. Certo, deve avere pazienza e aspettare. Ritendiamo di nuovo a Bertuccio. Certo. Vabbè. Ascolta, tu stai da solo? Sì, Casa solo o affitto? no, casa In affitto? in affitto. In affitto. Però solo, soletto. Solo soletto. Solo soletto. Ma già è una buona cosa. Comunque chiamate. No, ma questo lo sanno che ti devono chiamare. Certo. Va bene, ascolta, ti cucini tu naturalmente. Sì. Che cosa ti piace mangiare di solito? So che c'è pasta casasta, pasta bioro, pesce fritto, pesce arrostute. So che c'è mangio. Non ha mia preferenza. Esatto, quindi ti adatti a qualsiasi cosa. Certo. La pasta di fasole ti piace? Buona, Pasta di lenticchie? pure buona.
Solo che basta che fa solo fagli il colpo. Vabbè, d'altronde non è male. Certo che non è male. Va bene, ascoltami, al ristorante ci sei mai andato? Sì. Una volta sola. Ma se trovo la gemella gliela porto. Ci vai più spesso? Certo. Ti piace andare nelle discoteche a ballare? No. Per quanto riguarda ballare, sai ballare? No. Non ti muovi completamente? No. Però la musica l'ascolti? La musica sì. Vabbè. Discoteche 14 anni fa ho avuto una cosa e non ci voglio entrare più. Esatto. Vabbè, l'importante è che ascolti la musica, ti piace la musica. Che musica ascolti di solito? Napoletana. Ah, ti piace musica napoletana? Sì. Di solito le persone che ascoltano musica napoletana sono la maggior parte tutti romantici. Tu ti reputi un tipo romantico? Certo. Credi all'amore, sì? Yeah. Perfetto. Allora Claudio, a me si è concesso che tu trovassi l'anima gemella, esatto, trovassi questa donna ideale. Come la tratteresti? Bene. Non c'è se ne mane film. Cioè sei contrario a quelli che alzano le mani? Bravo. Perfetto. Dove la porteresti, diciamo? Dove vuole andare lei? Sì, visto un amico per stare la macchina pure. La patente ce l'hai? Yeah. L'importante è che c'è la patente. Certo. Va bene Claudio. Ascoltami, quali sono i tuoi desideri nella vita? Che cosa ti piacerebbe realizzare? Avere un bambino. Avere un bambino? Naturalmente con la tua anima gemella. Certo. Mi sembra giusto. Va bene Claudio. Allora ascolta, in questo momento ci sono queste telespettatrici che ci stanno guardando e stanno decidendo se chiamarti oppure no. Lanci un messaggio verso di loro guardando la telecamera, puoi dire la qualsiasi cosa. Chiamatemi. Non ho detto niente, vabbè. Chiamatemi solo. Perfetto. Che disse? Che disse? Chi? Niente, ti dava un suggerimento. No, chiamatemi solo. Perfetto, poche parole ma concise e strette. Per cui, care amiche telespettatrici, donne che ci state guardando dai 30 fino a 40. 45 pure. Dai 30 fino ai 45, se siete interessati a Claudio, 36 anni, di Strasate di Marsala, chiamate al numero sotto nella descrizione del video. Non chiamate, attenzione, perché c'è scritto solo messaggi WhatsApp, giusto Claudio? Certo. Che io tramite i messaggi WhatsApp automaticamente giro il numero a Claudio e Claudio vi contatterà. Per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente Claudio. Ciao ciao. Saluto.